Delizio. Dagli occhi. Quella che vedete scendere ora dal cielo è la manna nel deserto. Proprio non erano cattivi. E abbiamo anche la Michela un po' più in là. No, sì, È di turno a casa oggi. Chi ha firmato venga qua veloci, che poi altrimenti facciamo da tappo. Guarda come, guarda come. Guarda che cosa. E vai! Hola. Quando il processo? Assaggio un pezzo di vino caldo. Complimenti. No, se vi piace. Signore, avete voglia di assaggiare
la chiamate per fare il giro del preserve. E lasciare. Sì, sì, è andata via. Vai via a guardare. Una volta bisogna. Possiamo ricavare la seta in secondo, quando vogliamo. Che abbiamo riprodotto proprio uno stampo che conia la moneta della 20ª edizione. Sembra proprio... Siamo nel ormai adulto, si trova a passeggiare Gesù. Ci sono anche due pescatori, sono Simone, qui che verrà chiamato Pietro da Gesù, il primo grande vescovo di Roma, e suo fratello Andrea. Gesù, vedendoli, li invita a seguirlo e loro fin da subito lasceranno tutto e lo seguiranno. Lo stesso faranno Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che stavano all'interno della capanna dei pescatori a rassettare le reti insieme al padre Zebedeo. Anche loro lasceranno affetti rappresentati appunto dal padre e il loro lavoro e seguiranno Gesù. È proprio in questa scena rappresentato l'inizio del ministero del Figlio di Dio che si è fatto uomo. Gettò ai suoi piedi e scoppiò in lacrime, e con le sue lacrime bagnò i piedi di Gesù. Poi glieli asciugò con i capelli, li baciò e li unse di olio profumato. Il fariseo era scandalizzato dal comportamento di Gesù, non solo perché si era lasciato avvicinare da una peccatrice, ma si era lasciato toccare da lei, ed era una cosa impensabile per quel tempo. Ma Gesù, intuendo il cuore, il pensiero di Simone, gli farà capire quanto grande sia stata la fede di questa donna, il suo amore, tanto da avere perdonati i suoi peccati. Era una donna in attesa di essere riconosciuta non più una peccatrice, ma una persona. Tua fede ti ha salvato. No, pace. Che loro volevano imparare il modo di rivolgersi a Dio, e Gesù insegnò ai discepoli e anche a noi il Padre nostro. Insegnaci a pregare.
Quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Che spettacolo, fuoco qua, che bello! Si scaldano le manine. Vieni a casa mia! Vieni a casa mia! Vieni a casa mia! Zaccheo, scendi subito. Oggi mi fermo a casa tua.